Per Sicilia Buona abbiamo con noi Francesca Letizia Piccione che ci parlerà delle sue ultime fatiche. Buonasera a tutti, sono Francesca Letizia Picciona, felicissima e onoratissima di essere qui questa sera per questo premio internazionale che è un concorso, praticamente una manifestazione organizzata dalla nostra carissima dottoressa Chiara Fici in onore del suo prozio Nino Libassi. Onoratissima di portare attraverso la mia arte, la scrittura, i miei romanzi, i miei libri, la mia passione, la Sicilia così in alto. Ricordo i miei lavori, il mio primo lavoro, il mio primo libro, I segreti della casa di Via De Lorenzi, un noir che è stato per ben 5 volte bestsellerista su Amazon, vincitore del secondo premio nazionale Vittorio Alfieri, arrivato al secondo posto, e pluripremiato al concorso internazionale Inventa un film, dove si è aggiudicato il quinto posto, e il mio ultimo lavoro, Le stanze dimenticate, che è stato presentato fino a maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino e che mi ha dato l'onore di essere tra i primi 350 libri presentati al premio Campiello, quindi tra i libri selezionati per la presentazione per il famigerato premio Campiello. E niente, sono qui in attesa di essere chiamata, emozionatissima, e sto lavorando al mio terzo e ultimo lavoro. Era quello che stavo chiedendo, Esatto. siamo tutti in attesa del tuo lavoro, Sì, sarà il sequel delle stanze dimenticate e si chiamerà, auspico presto la pubblicazione, si chiamerà La figlia di Afrodite e questo, felicissima e onoratissima. Quando lei andrà in stampa? Spero presto, Okay, siamo tutti in attesa. aspettiamo Grazie. l'edizione. Grazie ancora.